Allora, l'idea era quella di trovare un posto per abitare che fosse, come dire, immerso nella natura, che fosse così come si sente, pacifico, con poca intrusione del mondo caotico che ci può essere. È partito da quello, perciò non c'era l'intenzione di già dall'inizio di creare qualcosa come un'azienda agricola o qualcosa del genere, insomma, ecco. Poi abitandoci abbiamo visto che ha tante potenzialità questo posto e abbiamo deciso di mettersi in gioco, appunto. Noi ci occupiamo della coltivazione di fiori eduli, vuol dire fiori che si possono mangiare, si possono mettere nel cibo, sia freschi che nei piatti preparati. Trasformati, sciroppi, sì, marmellate. Sciroppi, tutto quello che si può mangiare, che sia non solo bello ma che sia anche sano. E, sicuramente l'aspetto estetico è molto importante, perché anche la scelta delle varietà, le diverse varietà di rose che sono state selezionate, piuttosto che i diversi tipi di fiori, sono stati scelti in base alla particolarità, varietà magari con delle colorazioni, delle sfumature particolari che sono proprio molto belle, molto scenografiche. Rari, Sì. Perché persone che se ne intendono passano qui e si notano che sono varietà particolari. Poi appunto magari tipo nella pasticceria prevale l'aspetto estetico, quindi mi chiedono fiori grandi, fiori belli, non mi interessa il sapore perché tendenzialmente... Però poi ci sono ad esempio delle pasticcerie che ci dicono dateci quelle rose lì, che voglio che quando aprono la scatola rimangano inebriati dal profumo. Quindi ciascuno ha un po' le sue, magari qualcuno va per colore, alcuni invece vogliono le rose profumate, mentre invece appunto per quanto riguarda magari la ristorazione in cui vengono messi proprio dentro i piatti, invece lì si sta un po' più attenti magari sia al colore però al sapore. Allora questa è una zona di prosecco di OCG, nel senso la vallata qui davanti non era coltivata perché era stato provato 50 anni fa, ma purtroppo è soggetta a smottamenti, quindi si erano ritrovati col vigneto a valle, mentre dietro, appunto appena dietro casa, c'era un vigneto di prosecco che noi inizialmente solo per non avere i trattamenti proprio attaccati a casa abbiamo acquisito i Di Velto. Abbiamo pensato perché no, perché non provare a buttarsi in questa faccenda, quindi ci siamo messi letteralmente col sudore della fronte, perché qui purtroppo, essendo una zona molto comunque diciamo distante, difficile da raggiungere, non arrivano i mezzi e tutto viene fatto a mano, quindi comunque è una follia sotto molti punti di vista. Una follia sana. Sì, esatto, una follia sana, ma che dà anche molte soddisfazioni, perché comunque tutte le persone che vengono qui si rendono immediatamente conto del perché questo ambiente ci ha portati a tutta questa serie di decisioni. È che semplicemente queste piante, saranno più di un centinaio di varietà diverse di rose, sia rifiorenti che non, con diversi colori e profumazioni. Lo stesso dicasi per le diverse varietà, dai cosmos a, che ne so, i pelargoni, le dalie, ci sono diversi anche tipi. La calendula stessa, non abbiamo solo la classica abbiamo la arancione. classica, quella che si può fare elaborati come prodotti cosmetici piuttosto che curativi, però abbiamo anche selezionato delle varietà che siano anche particolarmente scenografiche, belle, pur restando sempre nell'ambito di piante che siano curative. Sì. E anche il gusto stesso, non so, il Cosmos, quello che ha il gusto da cioccolato oppure certe cose, è molto importante, perché poi le diverse varietà, il classico tagete è diverso, un fiore piccolo con un colore di un tipo rispetto ad un altro con una colorazione più intensa, perché proprio mettendolo nei piatti cambia completamente anche il gusto. Perciò si fanno anche questi abbinamenti, lo stesso per i fiori da cocktail ad esempio, nel senso ci sono quelli che si sono belli, però danno anche degli aromi, anche le foglie stesse di alcune piante vengono utilizzate pestate piuttosto che aggiunte, non solo per l'aspetto estetico. Allora, per quanto riguarda appunto la vendita, ora come ora, non avendo ancora il laboratorio pronto, sarà pronto verso l'autunno, possiamo solo vendere fiori freschi.
e li vendiamo appunto un po' a privati, un po' appunto soprattutto nell'ambito della ristorazione. E pasticceria. Esatto, ristorazione e pasticcerie, soprattutto ecco in questo periodo in cui magari dopo il lockdown si sono riprese tutte quelle cerimonie, matrimoni, battesimi e cose del genere, in questo periodo c'è un boom e quindi quelli sono i nostri principali clienti. Al momento, poi nel futuro quando verrà, come dire, reso possibile utilizzare questo laboratorio che stiamo finendo di mettere a posto, allora verranno prodotti degli elaborati, dagli sciroppi a dei tagli tisana, piuttosto che magari marmellate o anche delle salse, delle cose del genere che sono sempre utilizzando queste piante officinali e fiori e poi anche la nostra frutta eventualmente. Allora, sicuramente impegnativo comunque, perché diciamo che tendenzialmente non ti regala niente nessuno, anzi viene visto un po' di cattivo occhio da entrambe le parti il fatto che uno sia studi che lavori, nel senso che detta così suona cavolo, studia e lavora, però di fatto appunto quando io ho richiesto i finanziamenti, il fatto che studiassi mi è stato chiesto appunto quanto tempo ci devi dedicare, sei sicura di poter seguire l'azienda, d'altra parte appunto anche all'università mi vengono fatti gli stessi discorsi e diciamo che io sono contenta, mi sento fortunata nonostante le 1000 difficoltà ad aver aperto un'azienda mia. Basta un po' di dedizione, ecco, soprattutto in questo ambiente in cui bisogna comunque rispettare i tempi della natura. Non decido io quando fioriscono le piante, non decido io quando vanno raccolte, quindi ci vuole una certa disciplina per cercare appunto di darsi così alla natura, mettiamola così. Però è molto soddisfacente, sto ricevendo buoni feedback e tutte le persone che un po' scoprono quello che faccio ne rimangono molto colpite ed è una cosa che mi motiva veramente, sono felice.